Buongiorno cari amici, finalmente eccoci qua, ritornati dopo circa 2 mesi. L'attività di sperimentazione è partita la settimana scorsa con le prime semini di porro varietali di pomodoro che poi via via innesteremo e via via seguiranno altre prove. Quest'anno ci saranno molte iniziative, tra cui una molto importante, a nostro modo di vedere, che sarà dedicata all'irrigazione, irrigazione di precisione, l'irrigazione integrata, che coinvolgerà un po' tutta la Veneto agricoltura, dalle colture ovviamente ai seminativi, le grandi colture, fino ad arrivare all'orticoltura. Quindi il centro sperimentale Po' di Tramontana tratta l'orticoltura e la floricoltura, per cui saremo coinvolti nell'organizzare 2 giorni, il 24 e il 25 giugno, in cui andremo a parlare di questa tematica importante, vedendo andremo a allestire degli impianti di irrigazione e non solo, con dei tensiometri, delle sonde, i DSS, quindi i sistemi a supporto delle decisioni. Andremo a realizzare delle prove con della pacciamatura biodegradabile a base di amidi di mais, a base di carta, per far vedere quindi che il risparmio dell'acqua non arriva solo con impianti di irrigazione ma anche con la tecnica agronomica. Oggi però mi trovo in una serra di lattuga, come vedete di lattuga tipologia cappuccia, un trapianto di 29 di ottobre, ed è stata valutata proprio in questi giorni. Cos'è emerso? È emerso che il materiale di un verde medio scuro tendenzialmente è più resistente alle basse temperature di un materiale più biondo, più chiaro, perché tende a portare e poi il mercato lo depressa. È una prova che ha visto negli ultimi 10 giorni temperature anche molto rigide. Considerate che questo è un tunnel doppio, ma soprattutto nelle prime fasi fino a 15 giorni fa il materiale veniva coperto a tessuto non tessuto. Non siamo come i veronesi che hanno i tunnel doppi, ma tra l'intercapedine, tra i due teli, hanno un impianto antibrina, quindi riescono a controllare le basse temperature molto bene, però comunque la produzione è stata più che ottima, delle buone performance. Attenzione alla difesa, alla giusta programmazione, perché quest'anno ci sono stati grossi problemi di bremia della 35esima razza, e quindi alla scelta varietale va fatta non soltanto per le performance estetiche e produttive, ma anche per le resistenze e tolleranze alle malattie, in particolare bremi, in particolare a fusariosi, razza 1, razza 4. Continuate a seguirci per le diverse iniziative, in più la prossima settimana, vi farò vedere i primi risultati della lattuga gentile in coltura protetta, sempre con trapianto 29 ottobre. Grazie ancora e buona giornata a tutti.